Si è conclusa ieri sera al Teatro Pirandello con l'esibizione dell'Orchestra Filarmonica Demetra e dal coro polifonico Free Melody, diretto dal maestro Salvatore Cusumano, la rassegna teatrale Un teatro per tutti, che ha visto l'esibizione delle compagnie locali provinciali che dal 15 aprile in poi si sono esibite con un appuntamento settimanale scelte da un'apposita giuria presieduta dal giornalista e regista Diego Romeo. Le compagnie che si sono esibite al Teatro Pirandello sono state la compagnia Caos Città di Porto Empedocle con lo spettacolo Una tonnellata di soldi, la compagnia Zabara con Io vedo, io sento, io parlo, la compagnia Artesia con lo spettacolo In ogni pozzo c'è l'acqua, la compagnia Teatro Oltre con l'esibizione Da sud a sud, da sole a sole. Quindi ieri sera l'Orchestra Filarmonica Demetra con il coro Free Melody. Ieri sera quindi la premiazione avvenuta al Teatro Pirandello del concorso condotto da Barbara Capucci e da Gaetano Aronica, che hanno premiato con un assegno di 1.000 euro le compagnie partecipanti alla rassegna. E al termine il sindaco della città, Calogero Firetto, ha assegnato l'assegno di 2.500 euro alle due compagnie che si sono aggiudicate il concorso, scelte dalla giuria, sia alla compagnia diretta da Giovanni Volpe per Artesia e al maestro Salvatore Cusumano per l'Orchestra Demetra e il coro Free Melody. Una stagione teatrale di grande successo che per Agrigento significa un risveglio della coscienza verso il teatro. Sì. Hai detto la parola giusta, un risveglio. Noi siamo contenti di essere, non dico i promotori, ma di far parte di questo risveglio, di essere parte attiva, e mi pare che la gente abbia risposto bene. Io dico sempre, non si fa un teatro se non c'è un pubblico. Bene, il pubblico agrigentino e della provincia si è creato ed è un grande pubblico. Agrigento vive di un nuovo impulso, quello del recupero anche di professionalità disposte a fare teatro. Agrigento, così come Catania, come Palermo, diventa fucina finalmente per dare la possibilità a tanta gente di esprimersi. Sì, la Sicilia è stata sempre fucina e ha avuto sempre grandissime risorse. L'unico problema della Sicilia è stato sempre di non credere troppo nelle proprie risorse, per cui di credere di più in quelle che venivano dall'esterno. È un problema che ci portiamo non da anni o da decenni, ma forse da secoli, per cui il fatto che ci sia questa primavera, questo risveglio, questo voler credere nei nostri mezzi e soprattutto non credere più all'oggi soltanto, ma credere anche al domani e al dopodomani, che è importante. E questa sera si conclude, un ciclo, un teatro per tutti. Intanto, qual è la situazione che emerge sotto il profilo artistico da un teatro per tutti? È stato un modo, quello che dicevamo qualche secondo fa, un modo per conoscersi, cioè il teatro si fa, questo lo diceva Strehler, io lo ripeto sempre, si fa in due, ma è più importante il pubblico. Cioè, nel momento in cui si crea un pubblico, l'artista può recitare. Allora il fatto di scoprire o riscoprire risorse umane nel territorio di grandissimo valore, perché questo è successo a tutti i livelli, non dimentichiamo anche l'esperienza in Una Pazzola, ecco, quello dà la possibilità di un rapporto, di un dialogo, così come stiamo dialogando noi adesso, che è l'anima stessa non solo del teatro ma dello spettacolo in generale. Una stagione teatrale di successo per il Teatro Pirandello, che si conclude anche con una novità, l'apertura al Teatro Amatoriale e questa manifestazione di questa sera che è la chiusura. In effetti è stata una stagione piena di soddisfazione, perché abbiamo avuto grandi numeri sia per il cartellone principale sia per il cartellone che riguarda i giovani, quindi gli studenti, che abbiamo avuto più di 10.000 presenze, e per concludere abbiamo avuto anche un grandissimo successo con Un teatro per tutti, perché è stata una novità assoluta. Non solo, ma abbiamo trovato grandissimo riscontro anche in tutta la provincia, perché tengo a precisare che abbiamo avuto una richiesta di 37 compagnie che hanno chiesto di partecipare, su queste 37 sono state selezionate solo 5. Spero che si possa ripetere questa esperienza anche per il futuro.